Ormai tutto pronto per la terza corsa, un confronto per anziani di categoria F ed E. Sono rimasti in 5 dopo il forfait di Damaris Griff. Netti favoriti per il tedesco Desiderio. Macchina in movimento, all'1 Eubuleo Carmine Piscuoglio, 3 Caos LL Dario Battistini, 4 Brunilde Salvatore Valentino, 5 Desiderio Roberto Vecchione, 6 Hakim Griff Antonio Di Nardo. Macchina che ha raccolto i concorrenti lungo la curva di sinistra, non tocca la Caos LL che arriva un po' lanciato dietro le ali della macchina. Gli altri tutti bene a rete. Partiti. È veloce Desiderio che cerca di prendere la testa, scavalcare Brunilde, ci riesce, al largo Hakim Griff. Poi in corda Eubuleo che rientra Brunilde e mantiene la seconda posizione in corda. Brunilde che cerca posto allo steccato, posizione che gli viene negata per il momento da Hakim Griff che si sistema terzo di dentro. 14,2 il lancio per il figlio di Wishing Stone che ha preso la testa e ora guida. Sulla retta opposta alle tribune in vantaggio Desiderio che completa i primi 400 in 29,2. Approccia la curva di sinistra in evidenza, ora ha rallentato anche il ritmo e muove dall'ultima posizione Caos LL che risale, cercando di spendere il meno possibile, risale su una frazione lenta in 16,2. Si viene sotto alle tribune con al comando Desiderio, di fuori Caos LL, va a fare la seconda pariglia Hakim Griff, secondo in corda è Eubuleo, alla retroguardia Brunilde, 800 metri in 1 minuto e 3 decimi, 31,1 il secondo quarto di gara per l'allievo di Robert Grandmüller, interpretato da Roberto Vecchione, che va a completare il primo chilometro d'avanguardia in 1,15,3. Si approccia alla retta opposta alle tribune, Desiderio in vantaggio, la mossa in terza ruota da parte di Hakim Griff che aggira Caos LL, cerca di andare sulla testa della corsa. Desiderio che deve riallungare per ribattere ad Hakim Griff, 1,29,6, 3/4 di miglio. Desiderio in vantaggio, Hakim Griff di fuori, in corda Eubuleo, poi Brunilde. Quando siamo a 250 al palo, Desiderio prova a riallungare, inseguito sempre da Eubuleo, Hakim Griff di fuori che però ha finito lo spunto, Desiderio che allunga nel finale. Desiderio stacca e viene a vincere con facilità. Eubuleo è secondo, al terzo Hakim Griff. 28,4, gli ultimi 400 metri di corsa. C'era stato prima un 29,3, per cui 57,7 gli ultimi 8 per Desiderio. Roberto Vecchione per il training di Robert Grandmüller, i colori di Marie Lindiger, facile assunto per il 5 anni tedesco che vince in cost to cost, facile. Desiderio e Roberto Vecchione.